41enne albanese uccide a coltellate l'ex moglie 37enne, il nuovo compagno poi fugge e si toglie la vita impiccandosi nel capannone dove lavorava a Chirignago. A scoprire i corpi la figlia 15enne della coppia. Una vera e propria esecuzione nell'abitazione di Via Leopardi, la donna trovata in camera, il giovane compagno in garage, i vicini sconvolti ricordano la vittima. Incredibile e macabro ritrovamento dei carabinieri in un'abitazione dell'Alto Polesine. Un uomo si è fatto uccidere dalle fregge di 2 balestre fatte scattare con un timer. Ondata di maltempo in arrivo in Veneto nella nottata. Domani a Venezia è prevista una marea record a 160 cm, la più alta dall'Acqua Grande. Il Mose sarà attivo, in montagna a rischio smottamenti. Domani a Bergamo si apre l'Assemblea Nazionale dei Sindaci. A rappresentare quelli veneti sarà Mario Conte, che già dichiara guerra sulla ripartizione del PNRR, che vede i comuni veneti sempre penalizzati. Lasciano il figlio di 3 anni da solo in auto per andare a fare la spesa al centro commerciale. I clienti allarmati hanno avvisato i carabinieri di Tiene, genitori denunciati a Zanè. Madonna della Salute, mai come quest'anno senza più restrizioni anti-Covid. Il pellegrinaggio dei fedeli alla Basilica è stato incessante fin dalle 6 del mattino. Il richiamo del patriarca a farsi carico delle fragilità e al senso di comunità. Buonasera, ben ritrovati. Questi dunque, lo avete sentito, i titoli di oggi, ma in primo piano il sondaggio che vogliamo proporvi questa sera e che riguarda la proposta di legge presentata da alcuni leghisti veneti: insegnare il dialetto veneto a scuola. Se siete d'accordo lo vedete in sovraimpressione, se siete d'accordo rispondete sì con lo 0422 1626 691, se invece non siete d'accordo il numero è 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio è nel corso della nostra trasmissione di questa sera, Ring. Ed ora invece parliamo del duplice omicidio a Spinea. Una donna e il suo compagno sono stati uccisi nella loro villetta. Poche ore dopo l'ex marito della 37enne si è tolto la vita in un capannone. Sentiamo. Signora qui è eccezionale. Gentile, disponibile, simpatica e ben voluta dai residenti di Via Leopardi a Spinea. È questo il ritratto di Vera Mirtai, 37 anni, albanese, uccisa domenica sera nella sua villetta insieme al compagno Flonino Mercuri, un connazionale 24enne. Un omicidio, anzi un duplice omicidio brutale, un'aggressione che non ha lasciato scampo alle vittime, trovate una al primo piano e una in garage, nell'estremo tentativo di sfuggire ai colpi mortali. È la figlia 15enne a dare l'allarme. Ha parlato con la madre poco prima, ma dal pomeriggio, dopo essere uscita con gli amici, non riesce più a mettersi in contatto con lei e così va in Via Leopardi, apre la porta del garage e fa la prima tragica scoperta. Il corpo di Mercuri è lì, per terra. Sotto shock lancia l'allarme alle forze dell'ordine. Arrivano i carabinieri che fanno la seconda drammatica scoperta e trovano il corpo di Vera al primo piano. La dinamica è ancora da definire, ma entrambi sarebbero stati colpiti con un coltello, forse preso in cucina o forse portato da fuori dall'assassino. Il giovane avrebbe anche tentato di fuggire in garage, appunto. Vado a letto a mezzanotte e vengo fuori a vedere se il cancello è chiuso e ho visto tutti i carabinieri e tutte le ambulanze e quindi cosa è successo qua. Le ore successive sono frenetiche. Quando gli investigatori capiscono che non è un omicidio ma un duplice omicidio, mettono insieme i tasselli e iniziano a cercare Viron Karabollai, il marito che da un paio d'anni non vive più nella villetta di Via Leopardi, anche lui albanese. Poi al mattino la tragica scoperta: il 41enne si è tolto la vita in un capannone di Via Oriago, a pochi chilometri dalla casa, teatro della tragedia. Adesso gli inquirenti ricostruiranno il passato delle vittime, cercando di dare una spiegazione e un movente al duplice omicidio, che segue di poco quello di fine settembre, quando un 35enne romeno aveva ucciso a coltellate, sempre a Spinea, la compagna Lilia nel salotto del loro appartamento. Ed il sindaco di Spinea non conosceva personalmente la donna uccisa ieri sera, ma vuole cogliere l'occasione per lanciare importanti iniziative in programma a Spinea per il 25 di novembre, la giornata contro la violenza alle donne.
Nel 2010 Roberta, uccisa con 63 coltellate dall'ex. A fine settembre un operaio romeno ha coltellato a morte la compagna Lilia nel salotto di casa. Ora altri 2 morti a Spinea, accoltellati nella casa di Via Leopardi. In pratica in questo territorio è il 3° femminicidio. Ci sono poche parole da dire, se non un grande cordoglio per la famiglia e per le ragazze, la famiglia in senso generale, ma c'è molto da fare, io credo, più che da dire. Penso che sia arrivato il momento di fare qualcosina. Azioni pratiche, iniziative di solidarietà e per diffondere una cultura che fermi questa spirale di violenza. Di riconoscere che assolutamente la società ha bisogno di oserei dire quasi un'indirizzata, però evidentemente una criticità che va messa in rilievo e bisogna avere degli strumenti corretti per poter essere operativi e attuarsi. Il Codice Rosso è già stato, diciamo, un indirizzo importante, ma evidentemente magari ha delle criticità che non è quelle di questo caso, che ha dei limiti che poi si manifestano con questi atti tragici. Nel caso specifico di Vera si tratta di una famiglia che il sindaco non conosceva direttamente. Non la conoscevo e direi fortunatamente, non tanto per il fatto che è accaduto, ma piuttosto perché era una famiglia ordinaria, con le sue, diciamo, difficoltà, con tutte quelle che sono le questioni più che altro familiari, e quindi non era nota. Un momento difficile per il territorio, i segnali c'erano, le difficoltà di relazioni causate dalla pandemia e poi la crisi economica. Ora purtroppo i nodi vengono al pettine. Un secondo episodio ravvicinato, un terzo se riconduciamo anche a 12 anni fa con Roberta. Effettivamente, insomma, comincia a pesare questo patrimonio, specialmente per la città, che credo che non sia riconducibile poi al territorio in sé. Ha ideato e progettato come porre fine alla sua vita, tragico suicidio in Alto Polesine. Un uomo ha collegato un dispositivo a 2 balestre con altrettante frecce azionate da un timer. Arrivata l'ora che aveva stabilito, l'uomo è stato trafitto alla testa e al torace morendo sul colpo. Secondo gli investigatori potrebbe essere morto nel sonno. Non ci sono dubbi sul fatto che sia stato un suicidio secondo le forze dell'ordine. Secondo i primi riscontri la morte risale ad alcuni giorni fa. Il corpo invece è stato ritrovato domenica 20 novembre. La scena è stata allucinante. Il corpo trovato sul letto, trafitto dalle 2 frecce, sono stati trovati in casa una serie di scritti ed attrezzi che lasciano pensare come la fase progettuale del suicidio sia stata piuttosto lunga e accuratamente pianificata. A lanciare l'allarme sarebbero stati alcuni conoscenti che da qualche tempo non avevano più notizie dell'uomo. Ed ora andiamo a Venezia. Il centro maree del comune ha lanciato l'allarme. Domani mattina alle 9:40 è prevista una quota di marea di 160 centimetri sul medio mare. Il MOSE entrerà in funzione da questa notte. Le previsioni, già critiche della mattinata, nel primo pomeriggio sono state aggiornate al rialzo. Domani mattina alle ore 9:40 il centro marea del comune di Venezia ha previsto un picco massimo di marea di 160 cm sul medio mare, perciò il MOSE da questa notte sarà attivato ed è atteso forse dal banco di prova più impegnativo da quando è stata avviata la sperimentazione. Un vento di 40 nodi e le piogge potrebbero rendere la situazione ancora più difficile. Per questo la previsione è passata da alta marea sostenuta a alta marea eccezionale. A seguire minuto per minuto l'evolversi delle previsioni, insieme al sindaco Brugnaro, il vice sindaco Andrea Tomaello, delegato alla protezione civile, che spiega. Una marea eccezionale addirittura di 160 centimetri all'incirca tra le 8 e le 9 della mattina. È prevista l'attivazione del sistema MOSE questa notte alle 3 di mattina e rimarrà alzato probabilmente fino a domani sera per cercare di salvare ancora una volta la città di Venezia dalle alte maree. Ricordiamo che senza il MOSE, insomma, con 160 centimetri, quasi l'80% della città andrebbe sott'acqua. Sarà una settimana impegnativa perché le alte maree non saranno solo domani, ma saranno fino al giorno 26. Il centro maree del Comune di Venezia continuerà a seguire gli sviluppi e anche le previsioni meteo per cercare di dare informazioni alla cittadinanza e invito anche tutti i cittadini a seguire tutte le informazioni che vengono date tramite i canali ufficiali del Comune. Anche l'assessore alle attività produttive Costalonga rassicura commercianti e cittadini. I tecnici hanno spiegato al ministro che qualsiasi evento, anche con vento forte o onde anomale, il MOSE non avrà nessun problema di tenuta e quindi dobbiamo veramente tranquillizzare non solo i veneziani ma tutto il mondo.
Venezia non sarà più messa in ginocchio dalle acque alte. Questo è un messaggio che deve arrivare al mondo intero. Ed ora andiamo invece in montagna. I previsori di Arabba hanno valutato modelli che ridimensionano l'allerta meteo per la provincia di Belluno. Pioverà tanto e la neve cadrà sopra i 1600 metri, localmente anche a quote relativamente più basse. Stiamo parlando di un passaggio perturbato, un passaggio che porta a un classico passaggio autunnale con precipitazioni direi diffuse sia su Dolomiti che su Prealpi, ma ad oggi direi che i quantitativi, se effettivamente fino a qualche giorno fa si vedevano precipitazioni più abbondanti, ad oggi i vari modelli hanno un po' diminuito l'entità. 20-40 mm in montagna, 30-50 sulla fascia prealpina, localmente anche 70 mm, misure comunque non eccezionali. Questi i quantitativi d'acqua previsti per le prossime 24 ore, quando anche la provincia di Belluno sarà investita da una fase spiccata di maltempo di stampo autunnale. Lo confermano gli specialisti del centro meteo di Arabba, smentendo di fatto i bollettini catastrofici comparsi nel weekend su noti siti e app che si occupano di meteorologia. Per la montagna non sarà un martedì da tregenda. È una perturbazione che sì è piuttosto attiva ma anche piuttosto veloce, inizia i primi effetti stasera, tarda serata, e già domani sera si allontana verso est. I venti invece rinforzano, ma saranno da sud-ovest, da sud-est la mattina, poi tendono a ruotare già dal mezzogiorno da nord-nord-est. Il centro decentrato funzionale della Regione Veneto ha emesso il bollettino che per le zone montane indica l'assenza di fenomeni significativi prevedibili. Certo, le piogge potranno innescare piccoli smottamenti o scivolamento di terriccio lungo la viabilità, perciò per chi viaggia è raccomandata prudenza alla guida. La fase di maltempo sarà limitata alla giornata di domani. Mercoledì, salvo residua nuvolosità mattutina, su tutta la provincia tornerà a splendere il sole. Ed ora invece le battaglie dei comuni. Domani a Bergamo si apre l'Assemblea nazionale dei sindaci. A rappresentare quelli veneti sarà Mario Conte, che già dichiara guerra alla ripartizione dei fondi del PNRR, che vede i comuni veneti sempre penalizzati. Questa è la sua proposta. Noi porteremo la proposta di distribuire i fondi del PNRR su base regionale, non più sulle graduatorie che molte volte sono poi inficiate dall'indice di vulnerabilità sociale, che di fatto ci esclude sempre dalle graduatorie. Quindi ci troviamo nel paradosso ad avere progetti buoni, pronti, richiesti dalla nostra comunità e non finanziati dal PNRR. Basta quindi con le graduatorie nazionali che puntualmente penalizzano il Veneto, con il rischio da qui ai prossimi anni di rimanere per buona parte esclusi dai fondi PNRR. Questa è la richiesta che Mario Conte, in rappresentanza dei sindaci veneti, porterà all'Assemblea ANCI nazionale in programma a Bergamo, la prima dell'era Meloni, alla presenza del capo dello Stato Mattarella. Il governo cambia, ma non i problemi dei municipi, alle prese con il piano di resilienza, soprattutto quelli più piccoli, finora presi letteralmente a schiaffoni. Un progetto di riqualificazione viaria, per esempio, era stato presentato da San Zenone e Riese. Ci siamo visti sì in una graduatoria molto lunga, ma non assegnati purtroppo sono andati in determinate regioni, compresa, non sto facendo differenze logicamente tra nord e sud, però ad esempio in Campania è andata una forte assegnazione di questi fondi. Comuni che già devono fare i conti con il caro bolletta e ora anche destinatari delle fatture che il GSE ha inviato per raccogliere gli extra profitti della vendita di energia rinnovabile. Cifre da capogiro che penalizzano chi ha investito in fonti alternative. Il primo a suonare la gran cassa nella Marca era stato il sindaco di Fara di Soligo, che aggiorna l'elenco. Nelle situazioni del mio comune ce ne sono circa 1200 in tutta Italia e molti anche della provincia di Treviso che sono di fatto usciti allo scoperto, come Vittorio Veneto piuttosto che Fontanelle. Mi ha scritto questa mattina anche il sindaco di Vazzola. Se ci sono stati dei comuni che sono stati particolarmente lungimiranti da installare i pannelli fotovoltaici prima degli altri, io credo che questi devono essere premiati e non tassati. E tra i fronti aperti c'è anche quello dei tributi comunali in vista della probabile rottamazione delle cartelle esattoriali sotto i 1.000 euro, spesso emanate proprio dai comuni, come ammesso a Ring dalla sottosegretaria di governo Sandra Savino. Su questo, dice Conte, servono misure compensative. Sono ben contento che non siano più in capo ai cittadini, però se ci sono delle mancate entrate per i comuni è giusto che lo Stato ristori.
Ed ora ci fermiamo qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio ed ancora cronaca, questa volta dal Vicentino. Avevano lasciato il figlio solo in auto per andare a fare la spesa al centro commerciale. I clienti allarmati hanno avvisato i carabinieri di Thiene. Zanè, una coppia di genitori bengalesi, è stata denunciata dai carabinieri per ipotesi di reato di abbandono di minore. Avevano lasciato il proprio figlio di 3 anni da solo in un'auto nel parcheggio di un centro commerciale per andare a fare la spesa. Il piccolo, addormentato sul suo seggiolino nei sedili posteriori della vettura, aveva attirato l'attenzione di alcuni clienti del supermercato che hanno allertato il 112. I militari, subito intervenuti, hanno immediatamente individuato l'auto segnalata e trovando come descritto il bimbo nell'abitacolo non chiuso a chiave. A fianco del seggiolino uno smartphone in modalità videochiamata puntato sul piccolo. Nel giro di poco tempo i genitori sono stati individuati e invitati in caserma per fornire spiegazioni. La coppia si è giustificata ritenendo sufficiente l'impiego della telecamera del telefono per vigilare sul figlio. È stata comunque denunciata e sanzionata amministrativamente per non aver installato il dispositivo anti-abbandono previsto dal codice della strada. Furto da 20.000 euro nell'abitazione dell'ex consigliera comunale di Tezze sul Brenta. Ecco la scena che si è trovata davanti Sonia Visentin, ex consigliera comunale residente in via Canaletto nel quartiere Concordia a Tezze sul Brenta. Camera da letto completamente a soqquadro, via tutti i gioielli. Un colpo da 20.000 euro, tutto in pochi minuti e senza che nessuno abbia visto nulla. Verso l'una siamo andati via, alle 6:30 è scattato l'allarme, dei vicini hanno controllato e non hanno visto niente. Noi siamo ritornati a casa verso le 7:30, 8. Siamo entrati nel salotto, era tutto perfetto, cucina anche. Abbiamo guardato la porta e abbiamo detto ci siamo dimenticati la porta aperta. Abbiamo visto che era invece tutta scassata da in cima a fondo. Poi sono salita di sopra e lì c'era il disastro. Non c'era più niente. Cosa ne hanno portato via? Tutte cose, tutti i gioielli. Tra l'altro anche un pezzo unico. Sì, poi c'è una collana che è proprio unica, è fatta solamente personalizzata. Ci sentiamo impotenti, ci sentiamo, non so neanche io cosa dire. Sì, c'è molta amarezza, vero? Tanta. Tanta amarezza è la sensazione di insicurezza e sfiducia nella giustizia. Più di mettersi un allarme, di mettersi cosa dobbiamo fare. Ormai ci barrichiamo dentro casa, come essere in carcere, così stiamo bene. Non abbiamo alternative. Poi se anche li prendono, cosa ne fanno? Fanno niente. Con le leggi che abbiamo, il giorno dopo sono fuori e siamo sempre noi quelli che paghiamo in definitiva. La festa della Madonna della Salute, mai come quest'anno senza più restrizioni dopo 2 anni di Covid. Il pellegrinaggio dei fedeli da tutto il Veneto alla Basilica è stato incessante fino dalle 6 del mattino. Il richiamo del Patriarca a farsi carico delle fragilità e del senso di comunità. Tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Sono le parole dell'Apostolo Paolo e noi le facciamo risuonare in questo nostro pellegrinaggio in cui ci uniamo ai nostri progenitori e rinnoviamo nell'oggi una tradizione che ci vuole ancora Chiesa, che ci vuole città. Venezia ha rinnovato così il suo legame e devozione con la Madonna della Salute e mai come quest'anno, dopo 2 anni di pandemia, il pellegrinaggio dei veneziani della città d'acqua e di terraferma è stato davvero incessante. Durante il pontificale, trasmesso questa mattina in diretta su Antenna 3, il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraria, ha rivolto un richiamo forte alla tutela delle fragilità. Il bene comune, il bene dei più fragili, perché è qui che si misura la civiltà di una società.
Ed è questo il filo conduttore che guida la nostra Chiesa, che in Venezia in quest'anno, nel nuovo tratto di cammino sinodale, c'è bisogno di vicinanza, c'è bisogno di affetto, c'è bisogno di persone disposte a camminare con gli altri. Poi, dalla scalinata della Basilica dell'Onghena, la benedizione alla città, anche per tutti coloro che non sono riusciti ad entrare in Basilica, e la lettura della bolla con l'indulgenza plenaria concessa da Papa Francesco. Dalla Vergine ha redento il mondo. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Benvenuti al Meteo. Martedì 22 novembre un'intensa ondata di maltempo travolge l'Italia con piogge diffuse, rischio nubifragi e venti burrascosi. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto il fronte instabile potrebbe causare diverse e severe criticità. Si prevedono precipitazioni abbondanti e anche forti sin dal mattino in pianura e localmente con quantitativi consistenti. La quota neve si attesterà intorno ai 700-1000 metri sulle Dolomiti e a circa 1100 metri sulle Prealpi. Venti tesi da direzioni variabili, mare molto mosso e possibili mareggiate. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 3 e 6 gradi, massime invece comprese tra i 7 e i 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui piogge intense ovunque, nevicate sopra gli 800-1000 metri, localmente anche fino a 600 metri, specie nel Tarvisiano. Venti forti di bora e su tutta la costa sarà possibile acqua alta anche con mareggiate. Temperature minime sui 5-7 gradi, massime intorno ai 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo precipitazioni intense e diffuse, anche nevose, a quote medio-basse. Temperature minime intorno ai 2-3 gradi, massime sugli 8 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.